Seminario Raffaele Arca, in Salimba nostra, Orrofelle Arca. Babbo mio, zio mio, minariante Orrofelle, contro sé. Sei del 47, sei di Abbasanta. Questo è il suo primo libro di conti in sardo che ha scritto. Prima di ora ha scritto poesia in sardo, in rima, in italiano, senza rima. Ha scritto una commedia in sardo, 2 anni scolati. Sul 2003 ha scritto un libro in italiano, un romanzo in italiano. Il titolo di questo libro, Buio negli occhi. Questo libro, di questo sconto, ammentando i tempi, mi è come narra di entrare su coro, ha scritto aumentare la vita dei romanos e dei babbo nostros. Questo matessi tempo, scritta sul dialetto mio, in Salimba di Abbasanta, e con sul limbazzo di Abbasanta, può aumentare Salimba e sul limbazzo nostro e la vita del babbo nostro, però scritta con Salimba e sul limbazzo nostro. Questo è l'unico modo di aumentare bene, di lasciare la memoria, ai giovani, come voi la vita di prima, può da comprendere e può di stimare. La Trebbia è stata una conquista. A Zuor fu una pelea per me da Brumanna. E su Drigo bessi a me da bello, per spulio. E tu che da triballare per spago a femmina a postis. Quindi la Trebbia è stata una grande conquista. E Ulanda è azuoso, tocca di preparare sarzola, di sprare tutte le manicas, di pistare con la stragadorza, pistare a pese, andare a vendere 1 dia, 2 dias, poi già intulare, e se non tira dentro, tocca ad aspettare di avere bene suento o intulare. E quando finia la intulatura, e ti succedeva? Caso un montone su trigo vi prendo de bruene, de verdi scuola. E poi fu tutto un triballo, a 2 regole, a 2 buone di sacco, e poi a 2 pulire. Non solo i sarzoli, ma poi in domo. De bruene, de verdi scuola, non è a meta. Invece, Triulande con la Trebbia, fu tutta un'altra cosa. Si deve triballare de mancos. E su trigo bessi a me da bruspulio. Non toccava da peleare, come a primo. E le femmine pure furono contente che ti pianta triballare me da de manco. Su tempo che passava non torna. E non è bene che torna, non può tornare. Su tempo che passava e non torna da bene. Certo, la vita prima fu proprio semplice. In italiano era arcaica e arcadica. Da una parte fu bella, ma da un'altra parte non fu così bella. Poi fu piena di sacrifici. La vita moderna ha battuto cose belle, poi ha dato mezzo cose nuove, che prima non si tenia. Ha dato il streppo noso, può arare, può triballare in susarto e in domo. Non fai d'amore delle automobili, degli altri mezzi. Ma canto un mezzo scaccomo che azzurra uomini e femmina. Sono veramente medas. E per monare io penso che sia così che è il mezzo scommo di primo. Sul bello di primo fu che l'uomo tenia pazienza e se azzurrano per arrivare può andare in denanti la vita. Beh, come la gente
si è più di metà di prima. Poi con una macchina, con un treno, un aeroplano, anda a luoghi che prima non si poteva andare. Però dovete considerare una cosa, che prima la gente di bello di cittadinanza che diventano amici. Quando un stranzo andava a domo in una festa a domo di una persona, diventano amici. Come pure non è no che non si diventa amici, per carità. Finché si pensa all'aeroplano e si è andato a largo, si diventa amici come pure. Certo, amico prima fu da accanto, non fu da largo meta. Uno abbastanza poteva essere uno donareso che veniva da vendere turrone, non sole, castanza. O uno ardavleso che veniva a vendere pira. O uno di Isila a vendere un arramanarzo di Isila a vendere cose da ramene. Quindi l'amicizia penso che sia da come che canta a primo, solo che è diversa, che come diremo sono amici più di largo. Certo, prima gli uomini e le femmine, tra uomini e tra femmine si aggiungevano vari. Questo fu di bello. La femmina non temeva di andare a susarto, a amarrare una orta, a innettiare, e a giocare sui popiddos e sui frates. Se il babbo fu morto, come succede a nonno mio. Prima penso che gli uomini e le femmine si aggiungevano a metà di brus per arrivare. Prima che dopo su bisogno. E poi che diventa un ugoro bello di si aggiungere. E si aggiungevano tra esse in domo, tra esse in susarto, e le femmine andavano a susarto. E fu questo una usanza bella di avere, di si aggiungere vari. Poi quando dopo su bisogno, dove sempre uno aveva un uomo pronto a aggiungere che tenia da bisogno. Quando ad esempio uno non tenia giù, su schedinante su giù, di arraiante su gunzao, esso di dorre su epido in giornata di traballo. E le femmine andavano a susarto quando aveva bisogno, e su bisogno dopo sempre. Come da porta sul mano che morivano a giovani, e toccava sul figlio, mascos, andare a susarto e a treballare a giovani. E se non aveva mascos, toccava a femmine a fare il traballo dei mascos, come a amarrare, a innettiare e che una orta vaga fuinti fino a messare. Come prima non si aggiungono, poi come da altre convenienze. E su chinao come prima su proprio, che uno pedia da sattere uno bisogno, pedia da preguntare alcuna cosa che è necessaria. Come si può dire che sui chinao quasi non si conosciamo, o si conosciamo poco meno. Sul mondo non torna mai in seguito, sul tempo si anda sempre adelante, poi la vita è sempre diversa, quindi gli uomini pure sono diversi, diversa mentalità, diverse saine, sono le streppi che si usano. Però si può tornare in seguito, tornando a essere amici, in confidenza come prima, di si aggiungere su bisogno, in subichinao, in saida, e con altra gente di altre arbitri. Questa è una cosa che si può fare, anzi che si deve fare. Perché come conosciamo gente meda, andiamo per sul mondo, però quanto amici teniamo, gente meda non conosciamo, andiamo a conoscere, ma quanto sono amici veri che come facciamo, penso che siano vagos. Quindi in cui possiamo tornare in disegno, non in disegno, come da prima. Questa è una bella cosa.